Un cartellone ricco di eventi tra spettacoli, musica e alte cultura è l'estate mediterranea promossa dall'amministrazione comunale di Siculiana, che andrà in scena fino al prossimo 28 agosto con tanti appuntamenti su prenotazione all'insegna della sicurezza e del rispetto delle norme Covid, come afferma il sindaco di Siculiana Peppe Zambito. L'estate mediterranea è un'estate caratterizzata soprattutto dalla sicurezza, dallo stare sicuri, perché siamo convinti che sia possibile stare insieme, promuovere la socialità nonostante il Covid. Naturalmente tutti gli eventi saranno contingentati e per quanto riguarda gli spettacoli attraverso la prenotazione, appunto per consentire un accesso limitato. Però non abbiamo voluto rinunciare a questa manifestazione perché crediamo, soprattutto dopo il lockdown, che la gente abbia necessità e bisogno di stare insieme e vivere un'estate, almeno alcuni momenti di serenità. Abbiamo naturalmente impostato il programma tenendo conto degli elementi che noi abbiamo da un punto di vista storico, di identità e culturale, quindi il coinvolgimento del centro storico, la spiaggia Siculiana Marina, il borgo marinaro che stiamo rivalorizzando e la riserva naturale Torre Salsa. Sono diversi gli appuntamenti, partiamo con le mostre, si aprirà una mostra dedicata al nostro Cristo Nero, che è protagonista del film di Luca Lucchesi, che verrà proiettato il 25 in Piazza Umberto, e poi così via discorrendo inaugureremo il mercato di Calata a Siculiana Marina per la valorizzazione dei prodotti locali e naturalmente ci sono numerosi appuntamenti sia musicali sia teatrali. Sarà un'estate ricca di opportunità per tutti i gusti. È un investimento che noi vogliamo fare partendo dall'identità di Siculiana, che è forte e che vogliamo assolutamente, valorizzare. Per cui vi aspettiamo a Siculiana per vivere in serenità e in tranquillità dei momenti di gioia, insomma, perché no. Tra i tanti eventi, uno che abbiamo fortemente voluto è quello dello sport in spiaggia in tutti i weekend. Abbiamo coinvolto le palestre di Siculiana, faranno zumba, faranno acqua gym, insomma coinvolgeranno un po' tutte le persone che saranno in spiaggia. Riproponiamo il Festival Firria, che è un festival musicale dove punta tanto sui giovani, ci saranno artisti come Folkas che sono freschi da Sanremo Giovani. Ci sarà la Municipal, che è un gruppo che punta tanto sul mondo indie, ci sarà Manuela Giurna, ci saranno tanti eventi musicali, oltre a quelli tradizionali che si fanno solitamente. Ci sarà anche il teatro con 3 commedie brillanti che saranno parte fondamentale del programma. Vi aspettiamo a Siculiana.